Cari telespettatori, eccoci insieme con piacere con i nostri amici ospiti dello SPCGL del Veneto per parlare di un tema molto importante. Parliamo di migrazioni, ma non in senso così generico, della popolazione, delle persone che per necessità varie migrano da un paese all'altro, nella fattispecie coloro che immigrano nel nostro paese e che poi si trovano ad affrontare varie difficoltà, hanno questioni anche economiche, lavorative, eccetera, come si integrano sul territorio, quali sono le dinamiche, quali sono le problematiche e poi a livello sociale quanto noi abbiamo bisogno degli immigrati, perché tantissime aziende senza la figura dell'immigrato non potrebbero lavorare, hanno bisogno veramente di persone che non abbiano il titolo di studio di laurea ma siano persone, lavoratori, insomma operai oppure tecnici. E poi c'è il bisogno delle badanti e questo riguarda il fenomeno di tutti gli anziani che stanno aumentando tantissimo. Ma chi sono queste persone e soprattutto quale preparazione dovrebbero avere? Cosa si può fare per aiutarle ancor più ad essere presenti in modo operativo ed essere figure anche di alto livello qualitativo? Insomma, c'è tanto da fare, fa sempre parte del grande capitolo dell'integrazione, se ne sta occupando come sempre di queste tematiche un po' spinose e difficili lo SPCGL con anche una ricerca, un convegno che viene presentato martedì prossimo al Candiani a Mestre e noi abbiamo qui con noi due esperte, Rosanna Bettella, super esperta di tutto, ben ritornata qui con noi della segreteria regionale dello SPCGL del Veneto e Silvana Fanelli, segreteria CGL Veneto, grazie anche a lei, che si occuperà più del fenomeno delle migrazioni in senso specifico. E allora Rosanna, con cosa incominciamo? Presentiamo un po' queste iniziative in generale, poi andiamo nello specifico. Benissimo, perfetto. Silvana. Sì. Buongiorno e grazie dell'invito. Allora noi abbiamo pensato di mettere in piedi questa iniziativa che tra l'altro cade in una giornata particolare perché il 10 dicembre, ricordo, è la giornata mondiale dei diritti umani. Perché è evidente che il tema delle migrazioni, dei diritti umani sono strettamente connessi, però vogliamo parlare di questo fenomeno che vogliamo parlare di migrazioni e non di immigrazioni o emigrazioni, perché sempre di più le persone circolano e quindi c'è una fase in cui sono immigrate e una fase in cui diventano emigrate e quindi forse dobbiamo anche abbandonare i suffissi e pensare di occuparci di questo tema delle migrazioni. Intanto perché il fenomeno è soprattutto all'interno dei continenti ed è sono minoritarie le migrazioni fra continenti, anche se la percezione che abbiamo è differente. E poi perché riguarda diversi elementi della popolazione. Nell'iniziativa noi vogliamo legare il tema demografico con il tema delle migrazioni, con il tema dello sviluppo economico, della tenuta sociale ed economica, in particolare nel nostro territorio, quindi del Veneto. A livello generale in Italia da 25 anni siamo in recessione demografica, i dati statistici ci dicono che è come se ogni anno sparisse una città come Trieste, vale a dire 200.000 persone, e aumentano gli anziani e questo, come dire, ha naturalmente degli effetti economici e sociali. A questo si affianca l'esodo dei giovani, perché anche qui le statistiche parlano chiaro e dicono che i nostri giovani, e il Veneto è una delle regioni dalle quali più vanno via i giovani, non solo verso l'estero ma anche verso altre regioni italiane, pensiamo alla Lombardia, mentre siamo poco attrattivi per le giovani che vengono dall'estero con alte qualifiche e quindi, come dire, ci troviamo ad affrontare delle tematiche sociali di gestione sociale ed economica molto importanti, tant'è che l'apporto dei migranti in tema di lavoro è un apporto molto importante, rappresentano circa l'11% della forza lavoro nel Veneto, producono circa il 10% del PIL del nostro territorio,
Ciò che noi rileveremo dai dati, evidenzieremo dai dati, è che non c'è neanche una concorrenza con i lavoratori italiani, perché sono posizionano su qualifiche completamente differenti. Basse qualifiche prevalentemente per i lavoratori migranti, qualifiche più alte anche per l'investimento giustamente che facciamo nei nostri giovani perché studino. Siamo una regione con dei poli universitari molto importanti nel panorama nazionale e non solo. Però poi non diamo opportunità forse sufficienti ai nostri giovani perché restino nel nostro territorio e importiamo molta manodopera migrata che si occupa di, da un punto di vista sociale sono molto più presenti nell'ambito proprio della cura della persona, colf, badanti, ma nelle stesse strutture sanitarie, i famosi OSS, così come nell'ambito dell'agricoltura dove poi il Veneto ha delle eccellenze a partire dal radicchio al prosecco a queste cose che però si basano su lavoratori migranti, ma la stessa industria, insomma i casi assolutamente sì, infatti. E quindi noi vogliamo mettere insieme questo filone per cominciare a dire che forse dobbiamo cominciarne a parlare in termini differenti, perché queste persone sono una risorsa importante e fondamentale per lo sviluppo del paese, del Veneto. Ecco, io chiedo intanto dalla regia se possono metterci in onda la locandina dell'evento, perché penso che sia aperto anche a tutti, no? Quindi è un'occasione per fare degli approfondimenti. Ci saranno dei relatori in particolare, Rosanna Bettella, eccolo qui, migrazioni, martedì alla Candiani. Ci sarà Silvana che aprirà i lavori, insomma, e poi ci sarà la Fondazione Moressa. La Fondazione Moressa, sì. È importante, proprio nostra, no? Veneta, che ha appena presentato il suo report 2018, no? Dei dati definitivi del 2019, diciamo, un po' su quello che diceva Silvana adesso, no? Sui numeri, quanti immigrati, in quali settori. Infatti a proposito di numeri, vediamo la prima slide, perché parla appunto del numero degli immigrati, in cui prima si diceva in percentuali, quindi vedendolo io vedo che 501.085, fra questi 127.000 provengono dalla Romania, 46.000 dal Marocco, 36.000 dalla Cina, 34.000 dall'Albania, 32.000 dalla Moldavia. E questo dato conferma che c'è più migrazione all'interno dei continenti, no? Rispetto che da un continente all'altro. Ma questi sono quelli che lavorano? Sì. Questi sono dati, questi sono gli immigrati che ci sono, quindi a prescindere dal fatto che abbiano occupazione o meno, perfetto. E come vediamo appunto la maggior parte è dalla Romania, paese vicino, quindi che fa parte dell'Europa, dall'Albania e dalla Moldavia. Poi abbiamo dal Nord Africa, dal Marocco, questi 46.000. Si suddividono nelle province, lo vediamo bene, abbiamo la maggiore percentuale a Verona. 110.000 a Verona. 110.000 a Verona, 97.000 a Padova, 93.000 a Treviso, Venezia 87.000, 82.000 a Vicenza, 18.500 a Rovigo e 12.500, sì, c'è un dato, forse Belluno, sarà Belluno, probabilmente c'è, scusate, c'è un errore. Sì, perfetto, quindi il 10,2% della popolazione è popolazione straniera, insomma popolazione immigrata, quindi non siamo assolutamente, non siamo all'invasione che noi spariamo come identità perché qualcuno sta occupando i gangli, tutto il nostro territorio e tutta la nostra realtà, insomma, ecco. I lavoratori sono 238.000, quelli con occupazione regolare. Con occupazione regolare.
Su questo c'è un tema da... Quindi vuol dire meno della metà sostanzialmente? Vuol dire meno della metà, perché poi ci sono anche ci sono i minori. Quindi qui sono calcolati immigrati. anche i minori. Sì, certo. Certo. Nei 501.000 sono gli immigrati residenti nella nostra regione che non hanno cittadinanza, che sono presenti a vario titolo. Anche qui ci sono dei dati significativi, perché la richiesta dei permessi di soggiorno con i quali sono presenti sono per la stragrande maggioranza, oltre il 60%, legati a ricongiungimenti familiari, mentre sono molto più bassi i permessi legati ai motivi di lavoro, sono appena l'11%, e solo il 16% dei permessi di soggiorno sono legati a motivi umanitari, cioè quelli, diciamo, legati agli arrivi, no, che vengono spesso demonizzati nei barconi. C'è un dato da rilevare: questa bassa percentuale di rilascio di permessi di soggiorno legati che sono l'11,2%, che vuol dire che nel 2018 per motivi di lavoro nel nostro territorio sono stati rilasciati 2.188 permessi di lavoro, cioè non coprono neanche gli stagionali. Poi leggiamo sui giornali, no, di intere rappresentanze datoriali che dicono che non trovano la manodopera sufficiente. Questo è legato a una politica generale, nella quale il decreto flussi, che era quello che regolava gli ingressi per motivi di lavoro, sono stati drasticamente ridotti, quando invece il tessuto produttivo della nostra regione, e non solo, richiederebbe. Esatto, l'assurdo è con gli ultimi decreti fatti su questo tema, anche chi ha un permesso per motivi umanitari, che ha un lavoro, quando gli scade quel permesso non può vedere trasformato il suo titolo, ma se non gli viene confermato diventa automaticamente un clandestino, pur lavorando, avendo un sostentamento sul nostro territorio. Questo è un problema. Andiamo un attimo di leggere il messaggio che è arrivato, che è rimasto un attimo in onda, se la regia gentilmente. Allora, questo è un altro, comunque leggiamo prima questo: per cortesia non giustificate la migrazione col calo giustificate la migrazione col calo demografico. Vanno prese iniziative per aumentare figli e farli rimanere. Non si può pensare di tartassare i cittadini o rendergli la vita impossibile e sostituirli con altri. Ma che politica è? E questo un po' rientrerebbe in quella che è stata l'indagine OCSE, i dati che sono emersi proprio dall'indagine OCSE, che è stata ufficializzata oggi. Un po' riprende quello che è il trend, i dati che sono emersi. Vediamo l'altro messaggio gentilmente dalla regia, se ce lo mettono in onda, quello bello lungo che ci è arrivato prima, che non siamo riusciti. Eccolo qua. L'altro giorno ho letto un articolo di cui parlava di aziende agricole che usavano migranti per farli lavorare 12 ore al giorno per 200 euro al mese. La cosa mi fa pensare che si prendano queste persone perché sono abituate a diritti inferiori a noi e si accontentano di tutto, oltre a servirsene per abbassare i nostri diritti, visto che ovvio che per 200 euro al mese noi non ci stiamo. Allora, lei la risposta. Allora, intanto mi verrebbe da dire che la responsabilità non è di chi prende solamente 200 euro, che è sicuramente il soggetto debole, ma chi pensa preso col cappio al collo. Esatto, ma di chi pensa di fare di chi sfrutta queste persone, di sfruttare queste persone, e questa difficoltà e usare questo ricatto, perché è un ricatto che se non ho il permesso di soggiorno non posso lavorare, e se no accontentati in queste condizioni, perché è già tanto che ti do questo perché così hai il permesso di soggiorno. È chiaro che il lavoro è un lavoro culturale di estensione dei diritti,
che cerchiamo di fare il tema del caporalato, le denunce che vengono fatte. Cioè, se ne fregano della cultura, perché questo sfruttamento allo stato. Beh, questo è proprio schiavismo. Questo è proprio schiavismo, ma non è che queste persone vengono o hanno una cultura di sottomissione in automatico, cioè sfatiamo questa credenza, perché non è che vengono qui per essere sfruttati, vengono qui scappando da situazioni di degrado anche semplicemente economico, però come dire l'abbiamo fatto anche noi in passato quando il nostro territorio non offriva opportunità per tutti di andare a cercare un futuro migliore, sperando poi di tornare nel nostro paese, perché queste persone sperano di poter tornare nel loro paese, non è che sperano di non tornarci mai più nella loro vita, naturalmente vanno verso territori dove possono stare meglio, non vengono con l'idea di farsi sfruttare, vengono con l'idea di mettersi a disposizione del territorio nel quale vanno, nelle migliori condizioni possibili. Chi gli deve dare le migliori condizioni possibili nel rispetto di tutti, perché non è che a loro vogliamo garantire dei diritti che altre persone non hanno, vorremmo garantirgli gli stessi diritti che ci sono per chi già lavora nel nostro territorio. A volte neanche queste persone hanno questi diritti. Importiamo manodopera migrante solo perché costa poco e fanno lavori che i nostri giovani non fanno più. Allora, sì, non è solo perché costa poco, ma perché ce n'è bisogno. L'abbiamo detto prima, ci sono certi lavori in cui qua non si trova la manodopera autoctona, non si trova certi i lavori più meno qualificati, i lavori più ingrati, no? Ma non lo vorremmo per i nostri figli, no? No. Cerchiamo di dare il meglio ai nostri figli, per cui purtroppo abbiamo bisogno, c'è questa realtà. Io credo che sia normale quella situazione, perché noi abbiamo raggiunto un progresso economico e sociale tale per cui ci possiamo permettere di far sperare ai nostri figli di avere e di poter accedere a professioni, e investiamo su questo, perché investiamo sui nostri giovani. Quando ognuno di noi manda i suoi figli a studiare, li spinge a studiare, a prendersi un diploma, andare all'università, facciamo un investimento perché poi, come dire, possano ambire ad un futuro migliore. Nessuno di noi, come diceva Rosanna, pensa di investire nei propri figli per poi, soprattutto all'inizio della loro carriera, pensare di non sfruttare i loro titoli. C'è un 34% di lavoratori che pensa, e anche queste sono indagini dell'Istat, che sono sovraformati rispetto al lavoro che fanno. Allora forse c'è anche un problema di sistema produttivo, di evoluzione del sistema produttivo e di investimento del settore produttivo verso un'innovazione tecnologica che richiede delle professionalità maggiori. Forse non sono stati fatti gli investimenti che servivano, se ancora c'è una grossa necessità di manodopera non qualificata. Forse perché si è deciso una politica industriale, una politica economica basata non su una crescita armonica delle aziende e del lavoro, ma su uno sfruttamento del lavoro, e quindi di fare business risparmiando sulla manodopera, e questo poi crea questi elementi. Chiaro. Devo aggiungere qualcosa su questo tema? Sì, no, nel senso che da una parte c'è questo tema, dall'altro poi ci sono appunto certi lavori, e facevamo riferimento anche al lavoro di cura, no? Prima di entrare a questo volevo far vedere un'altra slide, magari, che può essere interessante, che poi ci porta a questo della cura. La produzione della ricchezza degli immigrati in Veneto, che mi sembra anche interessante. Vediamola un po' insieme, perché si riallaccia al discorso che queste persone lavorano, eccetera, in condizioni di un certo tipo,
quanta ricchezza producono. Quindi vediamo un po' insieme la slide: immigrati occupati 238.000, 40% i servizi, 28% manifattura, 13% ristorazione, valore aggiunto prodotto da lavoratori stranieri 14,3 miliardi di euro, più 9,3% del PIL veneto. Quindi un bel risultato. Numero di contribuenti stranieri residenti in Veneto 419.000. Proprio perché, come dicevamo, si pensa alla famiglia, no? Esatto, infatti. Dichiarazione dei redditi media 14.764 euro lordi annui. Stima IRPEF versata 872 milioni di euro. Allora, memorizzando questi dati andiamo un attimo in pubblicità, poi li commentiamo però, perché mi sembra anche doveroso commentarli per comprenderne la valenza. Pubblicità, pochi secondi.